cercheremo di fissare due concetti fondamentali, ovvero sia contestualizzare l'ambito in cui l'output finale del progetto comunque in parte si baserà, ovvero sia lo sfruttamento degli open data, dall'altra comunque cercare di ottenere i dati, le informazioni necessarie per completare questo, diciamo così, queste griglie informative presentate da Lorenzo, e in parte queste informazioni potrebbero derivare da fonti open data oppure semplicemente da portali pubblici. L'importante è che sostanzialmente per questa fase quello che è necessario estrarre è un'informazione non necessariamente strutturata in un dataset in formato open, ma un'informazione utilizzabile per poter alimentare il processo di design partecipativo. Quindi partiamo dalla contestualizzazione, dalla definizione di open data, avvio la condivisione dello schermo per condividere con voi appunto questa presentazione. Un attimo, me lo metto in modalità di presentazione. Ok, diamo una definizione, quella fornita dall'Open Knowledge Foundation, che è il detentore internazionale delle definizioni e dei pilastri argomentativi su cui si basa appunto il concetto di open data. Cosa sono gli open data? I dati aperti sono dati che possono essere liberamente utilizzabili, utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque, soggetti eventualmente alla necessità di citarne la fonte e di condividerli con lo stesso tipo di licenza con cui sono stati originariamente rilasciati. In questa definizione in realtà è contenuto tutto. Definisce chi può utilizzarli, cosa sono e gli eventuali aspetti di attribuzione e di complementarietà informativa che deve essere associata e che deve accompagnare gli open data. Nella fattispecie mi voglio soffermare soltanto su quelli che sono i 4 pilastri che dettagliano un pochino la definizione di open data, che sono i seguenti. Gli open data devono essere appunto caratterizzati da una licenza aperta, cioè l'opera deve essere di dominio pubblico o fornita con una licenza aperta. Eventuali termini aggiuntivi che accompagnano l'opera, come i termini di utilizzo o i brevetti detenuti dal licenziante, non devono contraddire lo stato di dominio pubblico dell'opera o i termini di licenza. Gli open data, infatti, agli open data può essere associata una licenza d'uso dove vanno a definirsi alcuni criteri e attribuzioni, quali ad esempio le modalità d'uso e la possibilità di sfruttare questi dati per finalità commerciali. Però qualsiasi attributo venga applicato ad esso non deve contraddire la natura di dato aperto. Accesso. L'opera deve essere fornita nella sua interezza e a un ragionevole costo di riproduzione e deve essere scaricabile gratuitamente da internet. Devono accompagnare l'opera eventuali informazioni aggiuntive necessarie per la conformità della licenza, quali ad esempio i nomi dei contributori richiesti per la conformità ai requisiti di attribuzione. Gli open data sono per natura diffusi in rete, quindi uno dei requisiti è che essi possano essere scaricabili dal web. Devono essere gratuiti, assolutamente, e è auspicabile, anzi richiesto, che debbano essere accompagnati da alcune informazioni necessarie per capirne sostanzialmente il contenuto, quali ad esempio non solo la licenza, ma eventuali altri metadati di supporto, che sono sostanzialmente le informazioni che danno la possibilità di capire come interpretare i dati e quali formati ad essi sono associati. Gli ultimi due pilastri sono quella che viene definita machine readable, cioè gli open data devono essere machine readable, ovvero sia interpretabili, leggibili, elaborabili in maniera sistematizzabile e automatica, quanto più automatica possibile, da
i computer. Cioè l'opera deve essere fornita in un modo, in una forma facilmente elaborabile da un computer e in cui i singoli elementi dell'opera siano facilmente accessibili e modificabili. Cioè l'open data deve essere immediatamente accessibile attraverso il vostro computer. L'utente e il suo utilizzatore non deve trovare alcun ostacolo di lettura e navigazione in essi, e questo è appunto uno dei pilastri di accessibilità. E l'altro è che l'ultimo è che abbiano un formato aperto. L'opera deve essere disponibile in un formato aperto. Un formato aperto non pone restrizioni monetarie di altro tipo su utilizzo e può essere completamente elaborato con almeno uno strumento software gratuito, libero o open source. Cioè, l'acquisizione, l'elaborazione, l'utilizzo e lo sfruttamento dell'open data non deve richiedere alcun pagamento, incluso l'eventuale pagamento associato a un software che ne richieda la sua apertura, il suo accesso o il suo utilizzo, assolutamente. Brevissimamente, il valore aggiunto apportato dagli open data è di facile interpretazione, di facile acquisizione, nel senso che io ho elencato qua soltanto alcuni degli aspetti e degli impatti utili che gli open data possono avere in termini sia sociali che economici. Possono appunto, grazie a loro, indurre processi di trasparenza e controllo democratico. Si pensi appunto ai processi di apertura e trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Possono scatenare e indurre processi di partecipazione, accrescimento della propria influenza nella discussione pubblica. Vediamo in periodi di Covid come gli open data diffusi in termini di dati sulla pandemia hanno costituito sostanzialmente un forte argomento di cronaca giornaliera in questi 2 anni, miglioramento e creazione di prodotti e servizi privati, pubblici e privati, pubblici lo aggiungo io. Qua in questa sede noi stiamo per progettare eventuali servizi basati sull'open data. Innovazione, miglioramento dell'efficienza e efficacia dei servizi pubblici. I servizi pubblici possono mettere a disposizione a loro volta appunto degli open data per efficientare alcune loro infrastrutture, come ad esempio i trasporti, sono forse l'esempio più efficace in questo termine. Poi con esso sono associate appunto una migliore misurazione dell'impatto delle politiche pubbliche e poi, questo è un po' più analitico, la grande disponibilità di numerose fonti dati può consentire di migliorare i processi previsionali grazie appunto a una maggiore disponibilità di informazioni. Dopodiché non entrerò più maggiormente nel dettaglio, per confinare, chiudere questa prima parte inerente all'introduzione dell'open data. Essi sono disponibili sempre associati a una licenza, un formato particolare, a una metadatazione. Questa metadatazione, come avevo detto, sostanzialmente questa metadatazione è sostanzialmente una sorta di scheda informativa o un prospetto informativa che ci aiuta a capire quali dati sono inseriti più alcuni elementi attributivi come ad esempio l'autore, se appunto il dato è storicizzato, in che intervallo di dati, in che intervallo di date è stato prodotto, elaborato, eccetera, eccetera. Vi ho accennato ai tipi di formati che possono essere e devono essere tutti informatici, ovviamente, e poi licenze d'uso, quelle più comunemente utilizzate sono le Creative Commons. Esco da questa presentazione perché comunque interrompo la condivisione, scusatemi, perché vorrei passare un pochino all'esplorazione di un po' di banche dati che saranno oggetto della vostra consultazione in questa fase di laboratorio e in questo caso
procederei partendo da quelli che sono i quesiti impliciti ed espliciti di questa sessione. La principale, che vi è stata abbondantemente espressa e presentata, è quella di verificare se vi è un disallineamento tra domanda e offerta di lavoro che si denoti in una sorta di compresenza di disoccupazione e difficoltà da parte appunto dei datori di lavoro nel reperire le professionalità richieste. Allora, ritornerò appunto nella condivisione schermo, scusate. Aspettate un attimo. Ok. Metterò nella chat tutti i riferimenti che vi citerò adesso. Scusate, sto cercando, eccolo qua, che vi citerò adesso. Il primo che vi voglio citare è relativo alla banca dati Excelsior, che è una banca dati messa a disposizione da Union Camere nazionale e che contiene un patrimonio informativo relativo a proprio una serie di fattori relativi alla domanda e offerta di lavoro sul territorio nazionale. Questa dashboard sostanzialmente presenta, questa banca dati presenta una prima dashboard che è molto semplice e che io vi consiglio sostanzialmente di utilizzare come forse uno dei principali strumenti di consultazione del dato, e che consente sostanzialmente di restituire un quadro previsionale di quella che è la domanda delle imprese segmentate per settore a livello trimestrale, con un focus sia italiano, nazionale che regionale. In questo caso, collocando appunto il nostro contesto di ricerca in un ambito regionale, selezionerete appunto la regione Veneto. Ora, la mia raccomandazione in questo caso è di tener conto che nel momento in cui io vi fornirò il link a questo database, vi verrà richiesto un accesso tramite un'autenticazione molto leggera in cui non vi verranno chiesti nome, cognome, indirizzo mail, ma semplicemente di specificare per quale motivo state utilizzando la consultazione di questo database. Comunque, questo dashboard è suddiviso in due sezioni. Piccolo cappello introduttivo, questa non è una banca dati open data, è una banca dati pubblica, è una specifica che devo fare qua per anche altre banche dati che vedremo. In questa sede noi abbiamo come priorità quello di estrarre delle informazioni che non necessariamente siano associati a degli open data strutturati come dataset, ma che siano delle informazioni, degli indicatori fondamentali per riempire il nostro quadro logico precedentemente presentato da Lorenzo. Quindi, facendo un clic su imprese, ad esempio, la sezione imprese, voi avete una prima previsione che viene prodotta per il mese di gennaio 2020 oppure nel trimestre. Vedete che sto interagendo con questo dashboard sulla sinistra. Sì, ci mette un po' a autogenerarsi e aggiornarsi. In questo caso avete anche la possibilità, volendo calare la vostra analisi in un contesto più subregionale, avete la possibilità appunto di selezionare anche la provincia. In questo caso il quadro è abbastanza semplice da interpretare, sono riportati dei macro indicatori come il numero di imprese che cercheranno personale in quel trimestre, così come i dipendenti che sono presenti in queste aziende. E quindi totale imprese, diciamo così, generale a livello regionale e provinciale, il numero di dipendenti presenti in queste imprese segmentate per classe dimensionale
e la percentuale di queste aziende che stanno cercando personale. In alcuni punti di questo dashboard è possibile estrarre un'informazione più dettagliata a livello di sottosettore. Facendo un clic sul nome del settore, io posso vedere qual è sostanzialmente la distribuzione dei sottosettori associati alla mia selezione, così come la percentuale di aziende presenti in quei sottosettori che cercheranno personale in quel preciso istante. In questo caso facciamo riferimento, come detto, al periodo gennaio-marzo 2022. Brevissima precisazione: questi dati sono basati sono basati sui risultati di un'indagine trimestrale che Excelsior fa presso un campione rappresentativo di aziende. Questi dati, appunto, questi risultati campionari poi vengono estesi tramite tecniche statistiche all'intero universo di aziende. In alto a sinistra, così come sempre nella stessa dashboard, è possibile accedere a una sezione professioni, che è strutturato nella parte sinistra esattamente nello stesso modo, ovvero sia posso fare una ricerca, eseguire una ricerca per mese o per trimestre e eventualmente fare una ricerca regionale o subregionale. Qua sono riportate, come vedete, le professioni richieste, ok? Riportate in termini numerici. Anche queste dimensioni sono macrodimensionali e possono essere esplorate attraverso un doppio clic su una di queste. Potete andare a vedere sostanzialmente, andare ad ottenere un prospetto di sottomansioni con la relativa ridistribuzione per settori che richiedono quel tipo di mansione. Quindi riuscite partendo dalla professione, dalla macro professione, a scendere più nel dettaglio su specifiche professioni un po' meglio delineate e allo stesso tempo vedere quali di queste sono richieste o sono domandate nel trimestre di riferimento. Cercherò di fare in fretta ancora. Allora, un altro, per contestualizzare un pochino questi dati, una cosa che potete sicuramente fare è selezionare all'interno del menu di ricerca pubblicazioni per andare a scaricare quello che è il rapporto complessivo delle previsioni di fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine. Questo è un documento abbastanza denso, però è strutturato, e lo vedrete appunto dal sommario, abbastanza razionalmente, anzi molto ben fatto come sommario, e nel caso voleste contestualizzare un pochino i dati che andrete a trovare, è di facile consultazione, soprattutto l'ultima parte che detiene una serie di allegati statistici in cui le tabelle che voi avete visto nella dashboard sono ulteriormente esplose, per cui lì si può andare un po' più nel dettaglio conoscitivo dell'informazione. Un'altra cosa che io vi consiglio di considerare per rispondere o comunque cercare di rispondere a questo quesito relativo al disallineamento tra domanda e offerta è certamente quella che è una serie di informazioni contestuali presenti nel portale Veneto Lavoro. Qua si sta parlando di dati pubblici, non di open data. In particolare vi suggerirei di selezionare dai dati del mondo del lavoro la sottovoce la geografia del lavoro, che presenta al suo interno 3 sezioni che a loro volta vi danno accesso ad altrettanti dashboard. Vedete appunto come queste banche dati usufruiscono molto di questo sistema di dashboard. Quello che vorrei fare con voi è darvi non solo un prospetto di previsione su quello che sarà la domanda nel prossimo trimestre, per cercare di capire
la natura di disallineamento, ma per voi sarebbe anche necessario capire cosa è venuto prima del giorno 1° gennaio 2022. In questo caso, per darvi un po' il contesto dei trend a livello locale, regionale, vi è questa dashboard che vi dà la possibilità di esplorare il dato storico, in questo caso dal 2008 al 2020, sia a livello settoriale che a livello di settore, attraverso la definizione dei codici Ateco, sia per quanto riguarda appunto il dato di classificazione professionale. Il dato storico vi deve consentire o dovrebbe consentire al gruppo di capire come è andato il mondo del lavoro fino a un determinato giorno, per poi appunto leggere meglio quello che potrebbe essere l'evoluzione in termini previsionali. Andiamo avanti. Un altro quesito che sostanzialmente deriva dal primo è se i datori di lavoro comunicano in modo efficace i propri bisogni e disponibilità. E in questo caso, proprio perché il presupposto è che questa mancanza di comunicazione renda l'offerta di lavoro effettivamente poco conosciuta. In questo caso forse abbiamo relativamente meno informazioni da poter sfruttare da un punto di vista strutturato. Quello che vi posso consigliare è di, se avete la possibilità, di consultare il portale regionale nella sezione statistica dell'unità statistica della regione, che detiene appunto un ottimo rapporto statistico annuale, pubblicato in termini annuali. Quello che sostanzialmente il capitolo che io vi consiglio eventualmente di scaricarvi è il capitolo 5, che detiene anche un formato PDF e uno dei dati veri e propri, e in cui all'interno vi è un'argomentazione che forse risponde meglio a sostanzialmente questo tipo di quesito di mancanza di comunicazione. È strutturato come un capitolo di un report abbastanza denso da un punto di vista informativo, ma detiene alcuni dati che potrebbero essere utili per noi in questa sede. E poi finendo, l'ultimo punto, poi passo la parola a Lorenzo e condivido con voi in chat tutti questi link, strutturandoveli un pochino. La domanda è: esistono sistemi produttivi e sistemi di competenze locali geograficamente distribuiti entro i quali si esprimono fabbisogni e offerte diversificati? Ecco, su questo, su una, diciamo così, lettura del territorio in termini di distribuzione delle competenze e dell'offerta lavorativa, vi rimanderei comunque sempre alle dashboard del portale Excelsior, però aggiungendo quella che è appunto la banca open nazionale per definizione, che è Istat. In particolare il portale i.stat, che al suo interno detiene, scusate la lentezza, non so come mai oggi questa banca dati è così lenta, ma in fondo come ultima voce di menu potete vedere la sezione lavoro e retribuzioni. Ve la faccio vedere perché al suo interno detiene alcune informazioni molto utili per contestualizzare non solo le risposte da dare a quest'ultimo quesito, ma a tutti i quesiti, che sono inerenti per esempio alle retribuzioni economiche per fascia di competenza o fascia di età, le ore lavorate e il costo del lavoro e, come vedete, le posizioni lavorative e ore lavorate nelle imprese. Sono informazioni che possono essere acquisite attraverso sostanzialmente quella che è l'interfaccia di esplorazione di Istat, in cui vengono messe a disposizione delle tabelle esplorabili e ristrutturabili. Richiede questo forse un po' di lavoro, ma queste due sezioni contengono al loro interno un bel po' di informazioni contestuali.